È stato un anno buono tenendo conto delle circostanze. Sicuramente d'estate noi abbiamo avuto un recupero molto importante dei flussi turistici legati soprattutto alla montagna, al mare e al lago di Garda. Certo, le città d'arte hanno continuato a soffrire anche nel periodo estivo e invece il vero problema lo abbiamo ora d'inverno, legato diciamo, al turismo legato alla montagna invernale. Che quest'anno non può permettersi i danni subiti lo scorso inverno a causa delle restrizioni legate al Covid e che vede già delle disdette nel periodo natalizio. Per questo il governatore Zaia ha annunciato l'uscita di un'ordinanza da attuare in caso di ingresso in zona arancione. Stiamo studiando un'ordinanza che ci permetta di andare a sciare ovviamente in sicurezza anche in zona arancione, no? E quindi soprattutto evitando di fare delle restrizioni in termini di capienza. Ecco, questa è la portata dell'ordinanza. Questo perché devo dire che soprattutto il sistema del super ski ha messo in atto uno strumento molto importante che è l'accoppiamento dello ski pass, che è il biglietto in sostanza che può essere giornaliero, settimanale o addirittura stagionale, con il Green Pass e certificandone in maniera chiara che chi acquista il biglietto è la persona detentore del Green Pass e quindi associando i dati. Questo è molto importante perché permette di andare a sciare in sicurezza, in sostanza tutte le persone, noi ci troveremo a avere tutte le persone in pista vaccinate. Lì dove non si faccia parte del super ski invece c'è il controllo a campione, ma in quel caso la capienza sarà ridotta.